Si è svolta all'interno della sala consiliare del Comune di Sora l'11ª edizione della cerimonia di premiazione della borsa di studio Edoardo Abate, giovane scomparso a soli 24 anni per un incidente stradale con la sua amata motocicletta. L'evento, patrocinato dal Comune di Sora, introdotto da Ilaria Paolisso, è stato aperto dai saluti del presidente del Consiglio Comunale Francesco Facchini, che ha ricordato la figura del giovane Edoardo, conosciuto personalmente per un legame di amicizia familiare. La sala gremita ha poi potuto ascoltare le parole del presidente della commissione giudicante Vincenzo Laposta, con la professoressa Clelia Di Stefano e la dottoressa Eugenia Natale, che ha presentato la figura della persona che è stata scelta per questa edizione della borsa di studio, sempre molto vicina alle qualità che Edoardo impersonava. Ogni anno si scopre una persona nuova, una persona che mantiene sempre quelle caratteristiche di Edoardo: solidarietà, altruismo, predisposizione per il prossimo, filantropia, e anche quest'anno queste stesse caratteristiche però in una maniera diversa. E le emozioni sono tante, perché quando poi scendiamo nel merito della loro attività, nel semplice racconto che ci ha fatto anche Sara stessa al termine della cerimonia, in qualche modo ci ha fatto capire quanto una ragazza preparata, dagli ottimi valutazioni scolastiche, con una predisposizione per la psicologia, con un cuore grande per il prossimo, che esercita nella istituzione religiosa di cui fa parte a 360 gradi, addirittura sostenendo le persone sole come gli anziani oppure gli ospiti delle case di riposo, ci possa emozionare. E ci è riuscita anche quest'anno e siamo contenti di aver fatto emozionare scegliendo una candidata meritevole. Chiaramente ogni volta che ne scegliamo una abbiamo sempre un magone al cuore, perché ne abbiamo altri che avrebbero tutti necessità di una menzione, però chiaramente non possiamo andare al di là di quelle che sono le regole della borsa di studio, ma ringraziamo sempre la partecipazione e gli auguriamo un successo per il prossimo anno. Grande partecipazione degli istituti di istruzione superiore del Sorano e dei docenti che hanno inviato le loro candidature, a testimonianza che i giovani sono ancora portatori di sani valori. Vincitrice è Sara Venditti, classe terza A dell'Istituto di Istruzione Superiore Vincenzo Simoncelli, indirizzo Scienze Umane. Oggi sì, è un giorno importante per me, perché ho avuto l'opportunità di vincere la borsa di studio Edoardo Abate, raccontando le mie esperienze di volontariato che sono partite da un'associazione, La Briciola, che si trova all'Isola dei Liri ed è gestita da due suore francescane, Anna e Teresa. Con loro sono cresciuta, maturando questo sentimento di star vicino ai più bisognosi e più emarginati della società, e quando sono diventata grande sono diventata io educatrice di questi bambini che gestiamo durante l'estate, ma con Anna e Teresa le esperienze non sono finite, perché come ho già accennato prima abbiamo continuato a fare queste esperienze di volontariato, prima con gli anziani e adesso con i pazienti psichiatrici del centro diurno di Isola dei Liri. Come sempre è stato il papà Mauro a consegnare il premio, e ringraziando la dirigente scolastica Clelia Giona per la presenza e le docenti che hanno fatto la segnalazione. Tante le emozioni che si provano in questa giornata e che continuano a crescere esattamente come cresce la partecipazione al premio. Premio che è arrivato all'11ª edizione, e questo ci rende molto orgogliosi, soprattutto perché abbiamo avuto la possibilità di evidenziare in questi anni tantissimi giovani, tantissimi ragazzi che quotidianamente spendono il loro tempo a favore di chi è meno fortunato. Come ho detto prima, tutti questi ragazzi non sono degli eroi, sono dei ragazzi semplicissimi
che però ci fa piacere mettere in evidenza perché quotidianamente il loro tempo, la loro disponibilità, le loro conoscenze le mettono a disposizione degli altri ed è la parte silenziosa dei giovani. Siamo sempre abituati a evidenziare la parte negativa della gioventù e questo premio ci ripaga invece perché abbiamo la possibilità di evidenziare tanti ragazzi e ce ne sono tanti, ce ne sono stati tanti in questi 11 anni, non soltanto i premiati ma anche quelli che hanno partecipato a questa modestissima manifestazione che è la borsa di studio intitolata ad Edoardo Abate. Per noi famiglia in questo giorno si accavallano ovviamente dei sentimenti che sono di forte dolore per quanto ci ha colpito, però ci dà anche la soddisfazione di poter premiare questi giovani che ancora una volta, come tengo a sottolineare, sono la parte sana della società e ce ne sono veramente tanti. Mi auguro che ognuno di loro, anzi sono certo che ognuno di loro sarà portatore sano di questa esperienza, di questa disponibilità, di questa loro dedizione nei confronti di tante persone che, come dicevo, sono meno fortunate. Prendo a prestito questa frase che sicuramente avete sentito tante volte, che un chicco di grano che cade muore ma genera tanti frutti, ed è questa l'occasione per dire che la morte di Edoardo è stata drammatica e lo è per noi genitori, ma ha generato veramente tanti frutti perché in questi 11 anni abbiamo avuto modo di evidenziare, di mettere in luce tanti giovani che con la loro disponibilità emulano quelle che erano le caratteristiche di Edoardo, di disponibilità, di altruismo e di solidarietà nei confronti degli altri. Do l'appuntamento alla prossima edizione per l'anno prossimo.